Poco dopo le 12 un tamponamento tra un furgone e un'auto ha creato lunghe code in A4 in direzione Trieste. Nell'impatto una persona è rimasta ferita richiedendo l'intervento immediato di un'ambulanza. L'incidente ha causato una coda di oltre 600 metri che è stata tempestivamente segnalata dal personale di Autostrade Alto Adriatico attraverso pannelli a messaggi variabili lungo il percorso. Dopo appena mezz'ora la tragedia sfiorata all'altezza del casello di San Donae 90. Nonostante gli avvertimenti della coda in corso, infatti, un secondo mezzo, sempre un furgone, si è schiantato contro un'auto che seguiva la coda. A bordo della vettura, con alla guida il papà, si trovava un bambino di soli 3 mesi, fortunatamente solo lievemente ferito nell'impatto. Per garantire il miglior trattamento possibile, però, sul luogo dell'incidente è intervenuto un elicottero del SUAM 118. Il piccolo, dopo aver ricevuto le cure dei sanitari all'interno di un'ambulanza, è stato successivamente trasportato in elicottero, assieme al padre, al pronto soccorso dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove si trova in osservazione. Le sue condizioni non sono gravi. L'incidente ha messo in evidenza l'importanza della prudenza e della consapevolezza durante la guida, specialmente in situazioni di traffico congestionato. Le autorità esortano i conducenti a prestare massima attenzione e a rispettare le indicazioni stradali per prevenire ulteriori tragedie sulla rete autostradale.